Va ora in onda la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Ciao a tutti, un saluto a tutti i telespettatori e ascoltatori di Radio Conegliano. Io sono sempre Marta, una volontaria dell'associazione ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali di Treviso. Sono qui oggi di nuovo come promesso con un nuovo argomento riguardante il mondo ENPA e il mondo degli animali. Oggi in questo video parleremo di un argomento un po' delicato che è quello della sterilizzazione. L'ENPA, come molte altre associazioni che hanno a cuore gli animali e il loro destino, sono attive nella prevenzione del randagismo e dell'abbandono, le principali cause dei gattili e dei canili pieni ogni anno. E la sterilizzazione è considerata da noi la migliore arma che abbiamo a disposizione per prevenire tutto questo, dalle patologie al randagismo, anche se spesso viene considerata una prevaricazione dell'istinto naturale dell'animale. Ma non è così. Nella maggior parte dei casi le cucciolate indesiderate hanno come destino l'abbandono o la soppressione. In Italia ogni anno vengono abbandonati 150.000 cani e 450.000 gatti, molti dei quali muoiono dopo i primi 20 giorni di vita perché o abituati a vivere con l'uomo o perché troppo piccoli per procurarsi il cibo da soli. Per darvi ancora un po' di informazioni numeriche possiamo fare anche un esempio, una cagnetta che partorisce una cucciolata di 6 piccoli. Supponendo che 3 di questi siano femmine, si può facilmente calcolare che nel giro di una decina d'anni il numero iniziale dell'animale arriva fino a 100 esemplari. Per i gatti la situazione è ancora peggiore perché le femmine vanno in calore 2 volte l'anno e riescono a partorire dai 5 a 6 cuccioli alla volta, moltiplicando in pochi anni di centinaia il numero iniziale di animali. Certo, gli animali abbandonati possono essere accolti nelle strutture che le associazioni, come ad esempio l'ENPA, mette a disposizione. Gattili, canili, pensioni, rifugi, ma la capienza molto spesso è limitante e anche il fatto che sono gestite esclusivamente da volontari e che non ricevono contributi economici da parte dello Stato rende tutto questo molto più difficoltoso. Vi voglio ora parlare di 5 aspetti riguardanti la sterilizzazione e cercando di andare a capire il perché viene considerata da noi fondamentale e obbligatoria. Cercherò inoltre di sfatare alcuni miti portandovi esempi e nuovi aspetti che vale la pena considerare, indipendentemente dal fatto che si sia pro o contro la sterilizzazione. Partiamo dalla frase più comune che si sente dire: la sterilizzazione è contro natura. Noi risponderemo sempre che ormai non esiste più niente di naturale nel modo in cui gli animali sono stati selezionati nei secoli dall'uomo e non c'è più niente di naturale neanche da come vengono nutriti o come vengono fatti vivere in giardini o in appartamenti. E per questo motivo non ha senso sottoporli alla sofferenza di un istinto che non possono quindi andare a soddisfare. Chiunque abbia tenuto un animale non sterilizzato in casa sa benissimo quanto soffra durante il calore, dai contorcersi al mugolarsi o al fine può anche diventare aggressivo, proprio per l'impossibilità di accoppiarsi. La sterilizzazione ha effetti anche benefici sugli animali, sia maschi che femmine. Infatti previene diverse patologie tumorali. Durante il calore infatti si sviluppano grandi quantità di ormoni che la loro alternanza porta all'arrivo di patologie dalle più gravi alle più comuni, come ad esempio la gravidanza isterica nelle femmine. Con la sterilizzazione tutto questo va a venir meno. Nel maschio, ad esempio, l'aggressività si riduce sia verso gli estranei sia verso gli altri animali e altri comportamenti legati al territorio come la marcatura con l'urina. Mentre invece per le femmine si elimina completamente il rischio di false gravidanze, di deviazioni dell'istinto materno e anche l'eccessiva esuberanza oppure tutti quei comportamenti ossessivi verso oggetti o verso membri addirittura della famiglia. Arriviamo a un altro punto, ad esempio, anche se è dimostrato che cani e gatti dopo la sterilizzazione godono di ottima salute, molte persone hanno ancora delle, chiamiamole resistenze nei confronti di questa pratica, che secondo loro snatura l'animale e lo priva anche dell'esperienza del sesso e della riproduzione.
Mi rivolgo alle persone che la pensano in questo modo e cercherò di essere più chiara possibile. È un errore umanizzare i comportamenti degli animali. L'impulso sessuale nell'uomo è un insieme di fisicità ed emotività, per l'animale è un semplice istinto che è a cui è costretto a obbedire, mettendo anche a volte a rischio la propria vita. La vera sofferenza, quindi frustrazione, è quella provocata da un animale non sterilizzato, chiuso in una casa, che continua a provare questo istinto verso la riproduzione. Con la sterilizzazione noi possiamo assicurare che l'animale viene privato di questo istinto, non ne avrà più conoscenza e potrà quindi non considerarla più, non esisterà più. Le femmine ad esempio non andranno più in calore, mentre invece i maschi non ne saranno più attratti ed eviteranno quindi frustrazioni e le fughe, che anche queste sono considerate molto incisive. Mentre invece per quanto riguarda l'argomento vero e proprio dell'intervento, di come è fatto, viene sempre eseguito sotto anestesia, quindi non è doloroso per l'animale ed è molto più sicuro ai giorni nostri di un parto o di una gravidanza da parte delle femmine. Inoltre la convalescenza dura al massimo 2 giorni e l'intervento di sterilizzazione è molto più protettivo e molto più sicuro in futuro se fatto in età precoce. Di solito è meglio che sia fatto prima del primo calore o al massimo nei primi 6 mesi di vita dell'animale. Esiste inoltre una credenza popolare, secondo il quale sarebbe il caso di far fare un parto alle femmine prima della sterilizzazione. Questa cosa è falsa e priva di fondamenta, ogni veterinario potrà smentirla, in quanto, come detto prima, le femmine hanno la possibilità di insorgenze tumorali che si riduce, tanto più è stata fatta la sterilizzazione precocemente, sempre prima del primo calore. La probabilità facendo questo si riduce quasi a 0. Molte persone si preoccupano molto del costo dell'intervento. Ricordo però che si tratta di una sola e unica volta della spesa e sicuramente il costo è inferiore che mantenere una cucciolata fino allo svezzamento, sempre che si trovi padrone dopo. I costi variano da veterinario a veterinario, variano dal tipo di animale, cane, gatto e dalla loro taglia. Si parte da una 60ina di euro a salire. Ma io sono anche qui a ricordarvi che le associazioni come l'EMPA sono sempre pronte a venire in aiuto delle famiglie e delle persone che magari sono in difficoltà finanziarie, sostenendo insieme a loro i costi della sterilizzazione del loro animale. Inoltre non dimentichiamoci che gli ospiti nei nostri rifugi sono già sterilizzati, pertanto chi volesse adottarli non dovrà affrontare questa spesa in futuro. Alla luce di tutto questo, sterilizzare i propri animali rappresenta l'unica scelta responsabile per la prevenzione dell'abbandono e dei problemi che esso causa, senza dimenticare inoltre che stiamo parlando di una realtà odierna in cui adesso in questi mesi i canili si riempiono di cucciolate abbandonate, le campagne invece si popolano di cuccioli, di piccoli lasciati a morire perché indesiderati, i genitori non sono sterilizzati. Mi appello quindi adesso a tutti voi che mi avete ascoltato oggi, se conoscete persone che a breve potrebbero trovarsi con cucciolate indesiderate e che molto probabilmente quelle cucciolate avranno come destino l'abbandono o la soppressione, non esitate, chiamateci o contattateci, vi aiuteremo, ci incaricheremo di trovare casa ai piccoli e nel caso servisse vi daremo anche una mano dal punto di vista economico. E inoltre ricordo la legge 189 del 2004 sui maltrattamenti: abbandonare un animale domestico è un reato punibile con l'arresto di 1 anno e un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Ognuno infatti ha il dovere di denunciare le forze dell'ordine chiunque abbandoni un animale. Detto ciò, noi siamo sempre qui per voi, siamo sempre qui per aiutarvi, per sostenervi, per qualsiasi curiosità o chiarimento in merito. Spero vivamente che abbiate trovato questo argomento interessante. Vi ricordo la nostra pagina internet www.empatreviso.it o quella più generale www.empa.it e la nostra pagina Facebook di Empa Treviso, dove potete trovare tutti i contatti che vi potranno tornare utili.
Io vi ringrazio ancora tutti e spero di rivedervi ancora la prossima settimana. Ciao! Avete visto ed ascoltato la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.